Buongiorno. Oggi nella rubrica di Veneto Globe Voci da ospitiamo un argomento di grande attualità: l'assistenza agli ammalati e alle persone non più giovani. Ne parleremo con il presidente del Circolo Auger di Pieve di Cadore, Giovanni Monaco. Buongiorno a lui e ai nostri ascoltatori. Per iniziare, ci spiega per cortesia cos'è e cosa fa l'Auger e in particolare il Circolo di Pieve di Cadore? Buongiorno. Allora, l'Auger è un'associazione nazionale che utilizza il tempo dei propri volontari gratuitamente per essere un sussidio alle persone che hanno qualche difficoltà, particolarmente difficoltà di tipo mobilità, tempo libero, solitudine. E quindi l'Auger nazionale è organizzato in due filoni: uno che si occupa per far aiutare la gente a trascorrere il tempo libero per momenti di socialità, e un altro che è quello del quale ci occupiamo noi, del Circolo di Pieve di Cadore. Si occupa invece di aiuto alla mobilità per le persone anziane che non hanno la capacità di avere una mobilità autonoma. Quindi noi facciamo dei trasporti. Quali sono i problemi più impellenti per gli iscritti al Circolo di Pieve? Il problema nostro è che, essendo noi disponibili tutto il giorno, siamo sostanzialmente tutti pensionati, perché altrimenti con impegni di lavoro non sarebbe possibile. E l'essere tutti pensionati implica che il turnover tra chi va in pensione del nostro servizio, che è previsto per legge a 80 anni, e chi entra a far parte della nostra comunità, il turnover, dicevo, è molto molto ridotto, perché con la modifica della legge Fornero l'età pensionabile si è alzata e a una certa età non è sempre facile rimettersi in gioco, mentre prima, quando a 60 anni, 62, 63, 59, a seconda dei casi, si poteva andare in pensione, era più facile che le persone entrassero nel club per mettersi a disposizione degli altri. Adesso abbiamo qualche difficoltà nel turnover, ecco. Ma questo, lei parlava della mobilità, ma non ci sono ospedali in Cadore? La mobilità è nostra, alla quale noi diamo un aiuto, è una mobilità di tipo generale. Poi è vero che nella fattispecie del nostro circolo il 90% abbondante dei trasporti che facciamo sono trasporti per richieste di tipo sanitario, vale a dire gente che deve recarsi all'ospedale, che deve recarsi agli ambulatori. Una parte residuale invece sono per necessità di tipo sociale, andare in posta, andare in banca, andare a sentire una conferenza o cose del genere. Sì, gli ospedali ci sono, l'ospedale in Cadore c'era un ospedale a Cortina che adesso è sostanzialmente fermo per lavori di strutturazione. C'era un ospedale ad Auronzo che è ridotto molto a poco, e c'è l'ospedale di Pieve che fa parte dell'UNSUR della provincia di Belluno, e noi abbiamo registrato negli ultimi 7-8 anni un continuo aumento delle richieste di prestazioni presso l'ospedale di Belluno, a discapito di quelli che prima avvenivano invece nell'ospedale di Pieve, e quindi sono aumentati i nostri trasporti verso la pianura, chiamiamola pianura. Poi qualche volta invece andiamo verso la pianura vera, perché magari ci sono richieste per Padova, per Treviso, per altre zone, Bassano, Vicenza, a seconda delle specializzazioni di cui il trasportato ha bisogno. C'è una sigla che è stata approvata dalla legge qualche tempo fa,
Allea, limite minimo di assistenza. Viene osservata questa regola in Cadore? I livelli essenziali di assistenza, io non sono in grado di dire se in Cadore siano o meno rispettati. Quello che noi constatiamo è che mentre anni fa determinate prestazioni avvenivano qui, adesso avvengono a Belluno. Abbiamo avuto io personalmente ho avuto un incontro anche col direttore sanitario, abbiamo scritto più volte sui giornali, sulle riviste specialistiche, sui nostri bollettini interni, chiedendo che soprattutto le prestazioni ambulatoriali in Cadore fossero riattivate come lo erano un tempo. Qualche piccolo miglioramento l'abbiamo visto, ma resta il fatto che mentre prima trasportavamo una percentuale minoritaria verso Belluno, adesso la percentuale è maggioritaria. Non solo, non c'è solo Belluno, perché avendo riaccorpato le due ULSS e trasformate nell'unica 1 Dolomiti, alcune specializzazioni sono più destinate a Feltre che non a Belluno, e quindi noi qualche volta quello che prima facevamo presso Pieve e poi verso Belluno, adesso magari è verso Feltre. E inoltre va detto un'altra cosa sempre riguardo alle prestazioni essenziali, che nella nostra ULSS abbiamo un ospedale di riabilitazione che è a Lamon, il che significa per noi 105 km di distanza, per noi di Pieve. Per il Cadore, vale a dire Lampezzano, Cadore, diventano 130-140. Credo che nessun cittadino del Veneto, per poter avere i servizi erogati dalla propria ULSS, debba farsi 130-140 km. Credo che non ci sia proprio questa possibilità per alcuno. Ripeto, non per una prestazione del servizio sanitario regionale, ma per una prestazione della propria ULSS. Noi siamo veramente a questo punto di vista molto svantaggiati. Se si pensa che per andare a Belluno abbiamo 48 km, noi di Pieve, aggiungetene sempre 30 per la parte alta del Cadore e per la parte alta del Boite, e quindi Lampezzo. Aggiungetene altri 30-35, sono veramente molti, soprattutto durante l'alta stagione turistica, quando il traffico è intenso, e per non parlare dell'inverno, con neve, ghiaccio e quant'altro. Quando si discute di schede regionali per la sanità, questo è un problema che non viene recepito dagli abitanti della pianura. Loro sono abituati ad avere ospedali a 20 km, 15 km, anche meno in certi casi. Non capiscono questa esigenza della gente che vive in montagna. Si parla tanto di spopolamento della montagna, ma questa è una causa molto importante. Sì, questo è un dato di fatto che io non riesco a digerire. Non riesco a digerirlo perché se parliamo di una regione, qualunque posto, qualunque territorio della regione dovrebbe essere di tutti, e quindi quella difficoltà che ha la pianura di capire quali sono i problemi della montagna non mi va bene, non riesco a... La giustifico, la comprendo, non la giustifico, la comprendo solo in termini di presenze elettorali. Siamo in pochi, i nostri voti sono insignificanti rispetto ai voti di una città, non facciamo nemmeno un quartiere di una città qualche volta, e quindi l'interesse del politico ad avere i nostri voti e a darci quello che ci serve mi sembra che da questo punto di vista non trovi corrispondenza. Però io faccio anche un'altra osservazione. Non sono solo le genti della pianura che fanno fatica a darci quello che dovremmo avere. Anni fa, insieme alle altre due associazioni che fanno lo stesso servizio nostro, vale a dire l'ADA e l'Anteas, abbiamo presentato alla conferenza dei sindaci, che si riuniva per quella volta a Pieve di Cadore, alla presenza di tutta la dirigenza ULSS, un documento in cui lamentavamo queste difficoltà.
io mi aspettavo che poi le nostre forze politiche del territorio, vale a dire sindaci, unioni montane, facessero proprio il nostro, la nostra lamentela e portassero avanti una richiesta più forte di mantenere questi servizi in Cadore in Ampezzo, ma così non è stato. Quindi non mi sento di dire solo che questa sordità appartiene alle genti di pianura. Non credo sia una sordità quella delle genti di montagna, credo sia un'incapacità di farsi valere, di esprimersi in maniera unitaria, di dare un'unica voce a un territorio che è unico e uguale. Questo argomento però è valido anche quando c'è il periodo turistico, perché gli stessi disagi che proviamo noi nelle Dolomiti lo provano anche i turisti che arrivano non solo dalla pianura veneta, ma anche dal resto d'Italia. Che cosa bisognerebbe fare in questi casi? Cosa consiglia lei? La soluzione dei problemi legati alla presenza turistica io sinceramente non sono in grado di trovare una soluzione a questi problemi, perché ci sono dei picchi di presenza, quindi un servizio strutturato per i picchi sarebbe poi per molti mesi sovradimensionato. Però un servizio che prevede dei picchi e che quindi sia dimensionato per quel periodo e non più per altri, mi sembra che potrebbe essere una soluzione, ma no, ripeto, non è il mio campo e quindi è solo un pensiero in libertà, non è una proposta, perché non ho la competenza per fare questo tipo di proposte. Lei nell'ambito del volontariato, quale sarebbe una formula che lei vorrebbe portare avanti? Una proposta nell'ambito del volontariato Hauser per il trasporto, per la movimentazione delle persone? Beh, noi fino a prima del problema adesso della pandemia avevamo un servizio che possiamo dire soddisfacente sia per noi volontari che per la gente del territorio, e che fosse soddisfacente per la gente del territorio lo dimostrano i segni di riconoscenza e anche le abbondanti liberalità che la gente ci riconosce. Ovviamente noi non chiediamo niente, facciamo gratis. Abbiamo un contributo regionale come tutte le altre associazioni che fanno questo in base ai chilometri che facciamo, che però non copre le nostre necessità. Il resto delle nostre necessità viene coperto attraverso altre forme, sono le liberalità, sono alcuni risparmi, alcune acquisti che si fanno in comune con altri, l'aiuto che ci può dare il centro servizi volontariato, in questa maniera. Insomma. Comunque, dicevo, noi prima della pandemia avevamo un servizio che ci sembrava per noi autisti soddisfacente, per l'utenza credo anche, perché i segni di riconoscimento sono questi. Che cosa è successo adesso? Adesso siamo fermi dai primi di marzo. Io ho fermato anche il servizio prima che arrivasse il blocco, 2 giorni prima, perché avevo visto che i numeri si stavano impennando. Un po' di queste cose le avevo studiate ai tempi dell'università e quindi mi ero preoccupato della salute dei miei autisti. Essendo che la riforma del terzo settore non ci vede più come volontari, ma ci colloca tra i datori di lavoro, e avendo io fatto il datore di lavoro prima di andare in pensione, so che la prima responsabilità di un datore di lavoro è quella della sicurezza dei propri lavoratori. E allora io 2 giorni prima che arrivasse il blocco per legge ho bloccato io il circolo, ho detto ai miei autisti domani non andate più in servizio perché è troppo pericoloso. E infatti 2 giorni dopo l'impennata ha consigliato a chi di dovere di fermare tutto. Siamo fermi. Però a Pieve di Cadore non ci sono stati contagiati, almeno nelle case di riposo. Da quanto No, risulta no. Infatti Proprio grazie a questa chiusura. Noi collaboriamo bene con la casa di riposo di Pieve di Cadore. E devo dire che loro, nello stesso giorno in cui io chiudevo i servizi, loro hanno chiuso gli accessi.
non è stata concordata, l'abbiamo pensata probabilmente alla stessa maniera e credo che questo sia stato il primo segno molto previdente dei gestori della casa di riposo. Infatti né nella casa di riposo non ci sono stati contagi, nella RSA ce n'è stato uno che poi, poveraccio, un ragazzo nostro qua di paese che è morto, che io sappia, si è ammalato ma era già ammalato di altre cose che comunque non c'è. Dicevo, adesso noi siamo pronti per partire, saremo pronti per partire, ma io non faccio partire nessuno perché ci sono tre problemi specifici ai quali non so dare soluzione. Il primo riguarda la sicurezza dell'autista e la sicurezza del trasportato. Allora, noi abbiamo 2 automobili, quindi la distanza di 1 metro nell'automobile è una cosa molto precaria, ma potrebbe starci. Io però devo garantire all'autista che il trasportato non sia positivo e al contempo dovrei garantire al trasportato che l'autista non sia positivo. Io questo non sono in grado di farlo perché non ho tamponi per gli autisti, non so che tamponi abbiano gli utenti, quelli che ci chiedono il trasporto. E quindi questo è il primo problema. Il secondo problema di minore importanza, ma non da trascurare, è quello della sanificazione dell'ambiente di lavoro, cioè dell'automobile. Allora, la sanificazione oggi viene consigliata con 3 metodi. Uno usando dei prodotti alcolici, uno dei prodotti idrici e l'altro l'ozono. Allora, i prodotti alcolici, se vengono usati in piccolissime quantità, potrebbero anche essere quello che ci serve, ma noi sappiamo che nelle automobili di oggi c'è molta elettronica e l'alcol e i vapori d'alcol, se arrivano sulla parte elettronica, la danneggiano. Allora, l'altro prodotto che è quello che professore, scusi, stiamo per chiudere perché ci tagliano altrimenti. Dica. Sì, ecco, allora un saluto ai nostri ascoltatori e l'augurio che questa situazione si risolva presto. Io spero, ho scritto al presidente nazionale io chiedendo cosa devo fare come presidente di un circolo periferico. Sto aspettando una risposta dall'alto perché non voglio prendermi responsabilità in maniera avventata. Ecco, grazie professore, ci risentiamo quando tutto si sblocca. Speriamo che queste nostre indicazioni, queste nostre riflessioni servano anche agli ascoltatori e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per un altro appuntamento, per un'altra giornata. Grazie a voi di averci seguito e grazie al professor Monico per essere intervenuto. Grazie a voi, arrivederci.